l'incontro di oggi con tutte le start-up innovative e poi nell'ambito della programmazione comunitaria abbiamo in mente di inserire una serie di interventi e soprattutto di risorse che vanno a finanziare la ricerca e l'innovazione. Sisi si conferma come il principale appuntamento dedicato all'innovazione siciliana. In questi giorni avremo con noi 25 start-up che verranno da tutta la regione, più di 20 progetti di ricerca realizzati da partenariati fra enti pubblici ed aziende private e oltre 50 aziende che verranno da tutta Italia. L'obiettivo è farli incontrare, farli presentare fra di loro e creare nuove occasioni di collaborazione per rendere la Sicilia un luogo di innovazione che possa rendere le imprese che ci sono competitive, le start-up che stanno nascendo possa consentire di farle crescere e possano attrarre nuovi finanziamenti che creeranno nuove occasioni di occupazione per i ragazzi del territorio. Credo che giornate come quella di oggi vanno fatte spesso, sono sempre dei momenti importanti che servono appunto per poter andare avanti e continuare in questo lavoro che noi stiamo facendo di innovazione, di miglioramento di quelli che sono gli standard qualitativi del nostro mondo. Il mondo del lavoro non vuole differenze, il mondo del lavoro vuole risultati e questo è l'obiettivo grazie ad Emblema che siamo riusciti a portare qua.